utile, a cosa? L'Alto Bardanzello gli a posto. Piero Bardanzello, sindaco di Santa Teresa di Gallura. Allora, stiamo chiedendo un'opinione un po' a tutti su queste elezioni regionali. Perché sono così animate, a suo giudizio? Lo sono intanto perché la posta in gioco è altissima. C'è un Renato Soru che è deciso a ritornare in sella e a condurre a una politica che ha già iniziato più di 5 anni, nei prossimi 5 anni, per realizzare tutta una serie di progetti e di programmi che ha impostato. E c'è dall'altra parte una coalizione che è decisa invece a non farlo ritornare perché non è d'accordo su quello che Soru ha impostato. Il sindaco di Santa Teresa è schierato con chi? Ma la mia è una lista civica con orientamento di centrodestra. E ho di tutto naturalmente all'interno, quindi ci sono rappresentanti di vari schieramenti politici, c'è anche gente che non ha tessera di alcun partito, perché è una civica che è entrata per governare il paese, per amministrare il paese e non per fare politica in senso puro. E quindi gli orientamenti naturalmente sono per uno schieramento di centrodestra, su questo non ci sono Al dubbi. sindaco di Santa Teresa che cosa interessa in prima battuta? Beh, intanto che si riveda e corregga il PPR, che per noi, che sono in centro della costa, è stata una vera disgrazia, poiché ha rallentato la crescita, sta rischiando di far chiudere la maggior parte dei cantieri e quindi di rimandare a casa molta gente che aveva trovato finalmente il modo per avere un tetto sulla testa e soprattutto mettere insieme il pranzo con la cena. E non parlo soltanto dei locali, parlo di una migrazione interna fortissima, di paesi che all'interno hanno chiuso bottega e di persone che sulla costa possono ancora trovare lavoro e occupazione. Per non parlare poi della grande famiglia dei paesi dell'est che in Sardegna è abbastanza presente, così come a Santa Teresa.